E ciao, ed eccoci qui per un nuovo vlog. Oggi volevo uscire alle 2:30, 3. Adesso sono quasi meno un quarto alle 4 perché ho fatto tardi che non riuscivo a caricare un video. L'ho editato, l'ho convertito per fare più velocemente, l'ho messo andare a mezzogiorno e pensavo, beh, mezzogiorno, 2 orette, riuscirò a caricarlo. È un video di 30 minuti, è il vlog che avrete visto venerdì scorso e mi ci sono volute da mezzogiorno in punto che mi sono messa, che l'ho fatto partire per il caricamento. Praticamente ha finito alle 3:25, 3:30, perché io mentre che vedevo che si avvicinava l'ora che smettevo, mi sono andata a cambiare, così ero già pronta ad uscire quando smetteva di caricarsi. Comunque è stato veramente lungo, perché prima delle ferie convertivo i video e in mezz'ora, un'ora mi si caricavano. Adesso col video convertito mi ci vogliono, aspetta, vediamo, ho iniziato a mezzogiorno, l'1, le 2, le 3, mi sono volute 3 ore e mezza per un video di 30 minuti. Comunque ce l'ho fatta. Adesso sono qui a Montebelluna perché sperando che non piova, che ci sono dei lunghi, cioè devo guardare il meteo. Adesso io sono uscita che c'era il sole, adesso qui ci sono un po' di nuvole perché volevo passare un attimino da Piazza Italia giusto per dare un'occhiata alla collezione nuova che sta uscendo, penso quella autunnale, giusto per dare un'occhiata, che per rendermi conto che prodotti che ci sono per quest'anno. Poi un altro giorno volevo passare da OVS, sempre da Piazza Italia, però a Castelfranco, sempre per il solito discorso, per darci un'occhiata. Il negozio Nico, che vende abbigliamento a Fossalunga, sono un po' indecisa se andarci perché i prodotti sono belli. Quello che ho preso, cioè, spieghiamo bene, nel senso che quello che ho preso io mi è sempre piaciuto, però ci sono dei capi che non mi stanno veramente bene. Però c'è un discorso di portafoglio, nel senso che a Nico, a Fossalunga, i prodotti costano un po' di più. Per cui adesso vediamo se ci vado a fare un giro oppure no. Intanto parto con i prezzi più bassi a dare un'occhiata che moda che sta per uscire. Poi mi alzo un po' di prezzo e vediamo che prodotti trovo. Vi faccio un esempio: Piazza Italia con 5-10 euro si prende una maglietta con le maniche corte, mentre da Nico ci vogliono 25 euro per una maglietta con le maniche corte. Certo è che sono fatte bene perché sono belle chiuse qui di collo e morbide qui sul seno e sul corpo, per cui hanno una bella forma che mi piace. Però adesso vediamo cosa riesco a recuperare. Adesso guardo il meteo, se mi segna bello per almeno un'oretta, vado a Piazza Italia e vediamo cosa vedo. Allora, qualcosa da Piazza Italia ho preso, poi vi faccio vedere cosa. Comunque sono già passata a prodotti autunnali. C'era prodotti estivi per 2,50 euro, 4 euro, 5 euro, ma non li ho neanche guardati perché se il meteo non mi tradisce, tra virgolette, man mano che piove diventa sempre più fresco e per cui ho lasciato perdere, anche perché magliette di queste ne ho e già non le comprerei anche se fossimo in piena estate, non le comprerei perché so che ne ho, per cui ho lasciato perdere, sono passata a prodotti autunnali. Però nel frattempo ho scoperto che hanno cambiato il metodo di tesserizzazione. Io avevo la carta che come tessera per i punti, per prendere i buoni di sconto, mentre adesso mi ha detto che per attivare il buono devo scaricarmi l'app, caricarci il codice e così mi caricano i punti e anche lo sconto che ho accumulato con questo acquisto, e nel mio prossimo acquisto per utilizzare i punti devo mostrare l'app. Devo mostrare l'app sul telefono. Nel frattempo però mi sono fermata anche a prendere mezzo chilo di gelato, mi sono fermata a mezzo chilo, 3 gusti, poi vi faccio vedere tutto.
Questo è quello che ho preso da Piazza Italia autunnale. Allora, ho preso questo giubbottino con cappuccio e ci ho dato 19,95 € e mi piace il colore. C'era di moltissimi colori, io ho scelto questo qui. Poi ho preso questo maglioncino di cotone, che questa è la stagione in cui mi piace acquistare questi maglioncini, perché sono quelli che poi porto tutto l'inverno, perché per me un maglioncino così e un giubbotto o questo, quelli più grossi invernali, vanno più che bene per quando vado in giro, che c'è sempre il riscaldamento che va, altrimenti c'ho caldo. Questo ho preso una L, ci ho dato 12,95 €. Il giubbottino l'ho preso per sostituirlo a questo. Questo qui è di OVS, non saprei dirvi quanti anni c'ha, però qui il polsino, questo è rimasto sano. Questo si è rotto l'elastico, praticamente è diventato quel tipo di elastico che non fa più il suo lavoro da elastico, per cui io che lo porto ad aggiustare, ma non so neanche se una sarta sappia lavorare su questi giubbotti, oppure lo getto via, perché veramente questa mancanza di polsino quando comincia a fare freddo si sente. Vi apro il gelato e ve lo faccio vedere. Questi sono i 3 gusti di gelato che ho preso. Allora, il primo è tipo cremino. Aspettate che mi concentri, ma non mi ricordo. Ah, forse crema veneziana? No, la crema veneziana è questa. Ah, questo è qualcosa con gli arachidi, adesso non mi ricordo cosa. Comunque questi sono i 3 gusti che ho preso, mi ha dato un po' di biscottini e questo è il gelatino. Da stamattina le temperature sono veramente cambiate. Stamattina la macchina mi segnava 18 € e 18 €, 18 gradi, e così avevo quasi freddo, mentre oggi pomeriggio mi segnava 26 gradi e avevo quasi caldo per cui è un tempo un po' autunnale, diciamo, stiamo andando verso l'autunno. Ed eccoci qui con la mega spesa fatta stamattina da Cadoro, sempre i miei 100 €, qui è 109,61 €. E beh, poi i prezzi, quelli che posso ve li dico, il resto li troverete che girano sullo schermo. Per iniziare sul reparto affettati e gastronomia anche, allora ho preso roast beef per 6,64 €, 1,96 €. Poi ho preso la pancetta affumicata per 1,54 € per 2,45 €. Spero che lo inquadri, forse. Poi allora ho preso l'insalata marinata, questa qui che dovrebbero farla loro. Mi ha detto che è buonissima, però cavoli, costa anche, sono 4,64 € per 17,12 €, per cui l'ho pagata. Spero che sia buona come dice. Di qua ho preso la stracciatella e questa qui sono 2,50 € per 3,73 €. Per finire qui dentro ho preso 2 tomini piemontesi per 2,08 €. Di qua ho preso, questo si è tolto anche il bigliettino, comunque qui ci sono le patate al forno per 4,59 €, sono sui 4 etti e queste sarebbero le patatine. Di qua che invece ha mantenuto la chiusura, forse perché queste sono veramente calde, questo non è caldo anche questo. Comunque qui dentro c'è mezzo pollo che l'ho pagato 3,50 € e 2 salsicce di numero per 2,61 €. E adesso
passiamo al sacchetto questo più grande. Allora ho fatto un po' di rifornimento di carne, visto che non so se venerdì e sabato sia aperta la macelleria. Allora, come carne ho preso la sovracoscia di pollo già condita, che costa 3,12 euro, ce ne sono due. Poi ho preso la pancetta di suino, che questa è la mia carne preferita, e per 2,71 euro, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, dovrebbero essere 6 fettine. 3 salsicce per 2,84 euro. E per finire, se riesco, con queste cartine si appiccica di tutto. Allora, per finire della carne ho preso queste fettine pizzariolo bovino adulto per 2,62 euro, e questi sono tutti i capi che vanno a finire in congelatore. Poi ho preso la salsa alle pere, quella per mangiare con i formaggi, e questa qui l'ho pagata 1,92 euro, questa qui, che è più o meno un etto. Poi ho preso già confezionata, ho preso la burrata perché gliel'avevo chiesto al reparto gastronomia affettati, ma mi ha detto che me la doveva dare senza l'acqua, per cui se non avevo intenzione di mangiarla subito era meglio che prendessi questa confezionata, che è la stessa cosa, e per giunta c'ho anche la data di scadenza, per cui l'ho pagata 4,20 euro. Scade l'11 del 9, per cui oggi siamo il 2, no, aspettate, oggi siamo il 3 settembre, e per cui insomma mi dura qui 10 giorni. Poi ho preso già pronto il ragù fatto da loro, che io lo trovo buono, sono 3,20 euro, e l'ho pagata 4,13 euro. L'insalata russa, che secondo me loro la fanno buona, praticamente sono 2,52 euro, e l'ho pagata 2,49 euro. Ho ripreso le patatine, queste qui al cartoccio, le ho assaggiate, le avevo prese per la prima volta al Famila. Queste le ho trovate anche da Cadoro e le ho riprese, per me sono veramente buone. Ho preso questa confezione di gnocchi di patate fresche cotte al vapore con curcuma e zenzero, passati ad una a una sulla grattugia, e mi hanno ispirato. Tanti sono valide fino a novembre, per cui c'ho tempo per mangiarle. Comunque, con il ragù che vi ho fatto vedere prima, ho già immaginato di fare questo piattino. Nel reparto pane, visto che, perché di qua sono andata anche al mercato agricolo di Vedelago, che di solito prendo il pane, ma non c'era il pane, ho trovato solo il formaggio, e poi ve lo faccio vedere. E per cui mi ha detto che il pane è la prossima settimana, perché adesso è in ferie, per cui ho dovuto arrangiarmi con dell'altro pane. Allora ho preso questa focaccia tipo toscana per 1,79 euro, questa qui spero che sia buona, morbida e morbida, e speriamo che abbia anche il gusto buono. Poi ho preso queste pagnottelle fatte così, sono per 1,26 euro, sono 2,50 etti, per cui 1, 2, 3, sono 4 pagnottelle, forse non siete a fuoco, e sono 4 pagnottelle. Poi ho preso sempre delle altre pagnottelle, queste sono 5 per 1,67 euro.
E adesso arriva il macello qui dentro. Allora, ho preso la mucchina, ne ho prese due, mi ha ispirato il tappo diverso, visto che hanno il 99% elimina i batteri. Vediamo se è vero oppure no. Comunque ne ho prese due, uno col tappo rosso e uno col tappo bianco. Ho ripreso i biscotti Lotus, che a me piacciono e hanno anche le scadenze belle lunghe, per cui li ho ripresi tranquillamente. Di questo marchio, dove si trova qui, che c'è scritto qui terra libere dalla mafia, e ho preso l'unico che non avevo ancora assaggiato. Ho assaggiato quello con, adesso non mi ricordo, ce ne sono di 3 tipi in questo negozio. Uno è all'arancia e alle fave di cacao, ed è buono. Adesso ho preso anche questo al miele da assaggiare. Poi ce n'è un altro tipo che dovrebbe essere con i cornflakes, quei biscottini un po' che hanno del croccantino dentro, ma anche quelli sono buoni, sono i primi che avevo preso, infatti non me li ricordo più per quel motivo. La pancetta affumicata, che io la tengo sempre in frigo se devo fare una pasta veloce, pomodoro e pancetta, e la pasta è pronta. Ho ripreso questo zucchero grezzo di canna del marchio Consiglia. Ogni tanto lo prendo e vedo che mi trovo bene, per cui una bottiglia d'olio. Questa volta ho preso azienda olearia del Borgo, olio extravergine di olivo, dopo Umbria. C'è anche la cartina dell'Italia con indicata la regione. E per finire qui dentro c'è dell'oransoda, queste qui in lattina, visto che da Cadoro non vendono le bottiglie quelle da litro, vendono solo le lattine così di oransoda. Ho preso la Pepsi, anche questa qui, ne ho presa 1, 2, 3, ne dovrei aver preso. 2 di chinotto, questo qui di San Pellegrino. Poi una confezione di Limi. E per finire 2 confezioni qui di latte del marchio proprio Consiglia, che è quello che di solito prendo da loro. È un po' grandicello per quello che mi serve a me, però visto che ho visto la scadenza bella lunga, perché scade a novembre, allora ne ho presi 2. Questo invece è quello che ho preso al mercato agricolo per 9 euro e qualcosa in centesimi. Ho preso 6 uova, lo stracchino, un formaggio mezzano e la mozzarella, però ce ne sono 2 qui dentro, ma non sono tanto grandi, e perché non aveva le confezioni da 1. Io di solito prendo la confezione da 1, ma non ce le avevo, allora gli ho detto: ma sì, dammi quelle da 2, tanto spero che vadano mangiate. E dopo aver fatto questa super spesa, come vedete, sono in tenuta autunnale, e vi dico che fuori così, quando arriva il colpetto d'arietta, ci avrei anche freddo, perché oggi è veramente una giornata di pioggia autunnale, cioè quella pioggia tranquilla che continua a scendere, non importa se piove 1 ora o 2 ore, basta piovere. Ok, io adesso metto via la spesa e prima mi metto più comoda con la tutina e metto via la spesa. Poi per oggi pomeriggio, per oggi a mezzogiorno, pensavo di mangiare quello che vi ho fatto vedere, l'insalata lì di pesce, quella lì a 17 euro, quella che ho pagato un'enormità. E mentre per questa sera il pollo con le patate, pollo salsiccia e patatine. Questo sarebbe il pranzo e la cena di oggi.
Da stamattina che mi è servita la felpa, che vi ho fatto vedere che avevo quasi freddo, che pioveva in continuo, adesso sono sul parcheggio sotterraneo sotto uno stabile per tenere la macchina all'ombra, perché è uscito il sole, si sta bene in maniche corte, l'aria è un po' frizzantina, però ci stanno ancora le maniche corte, perché mi sono portata dietro il computer questo pomeriggio, perché non riuscivo a fare l'anteprima del vlog che voi avete già visto venerdì scorso e non riuscivo a farla, per cui mi sono portata dietro il computer a vedere se dipendeva dalla connessione. Infatti dipendeva dalla connessione, perché sono tornata sul posto dove caricavo i video e sono riuscita a fare anche l'anteprima. Così adesso che sono le 15 passate del pomeriggio, vado a fare un giro qui a Castelfranco, sia da OVS che da Piazza Italia, e vediamo se ci sono le stesse cose, specialmente da Piazza Italia, se ci sono le stesse cose che ho visto ieri a Montebelluna. Ed ecco cosa ho preso solo da Piazza Italia. Allora, ho preso questi due maglioncini, sono fatti uguali, soltanto che uno è grigio e uno è rosa. E mi piace perché fuori hanno questo luccichio, mentre dentro sono più opachi e morbidi quando si appoggiano sulla pelle. Perché questo mi piace. Dopo mi piace il discorso che abbiano questo ondulato sia sul collo che sui polsini, mentre il fondo è liscio. Però mi piacciono come ci sta. All'uno ci ho dato 12,95 €, ho preso la taglia L e vi devo dire che mi piacciono, per cui come colorazioni credo di aver preso le uniche due che sul mio colorito di pelle mi stessero bene, perché poi c'era un beggiolino, però adesso che sono un po' abbronzata ci poteva anche stare, però d'inverno che sono più chiara divento del colore del maglioncino, per cui ci ho rinunciato. Poi non mi ricordo più se ce ne fossero di altri colori. Comunque rispetto al Piazza Italia di Montebelluna ho visto meno colori di questi maglioncini. A Piazza Italia Montebelluna mi sembra che ci siano più scelta di colori. Eventualmente potrei farci un altro giro a Montebelluna e vedere che altre colorazioni che potrebbero interessarmi, ma per il momento intanto ho preso queste due. Poi ho utilizzato il buono di ieri, e per sempre attraverso l'app del telefono, per cui la ragazza mi ha detto che comunque se mi trovo meglio con i buoni cartacei, che porti i buoni cartacei, che non è obbligatorio che tiri fuori il telefono ogni volta, e questo mi ispira di più perché è come andare da Kiko. Non so se voi avete creato l'app di Kiko per la raccolta punti, e io l'ho creata, e anche lì è una rottura ogni volta dover tirare fuori il telefono, cercare il code per essere letto. E mentre qui da Piazza Italia c'è tutto un percorso di entrare dentro dove ci sono i buoni e poi te lo scaricano sul computer come quando leggono i prezzi. Sinceramente preferisco il percorso cartaceo e la mia tessera, lo trovo più comodo. Comunque proviamo questo nuovo metodo più elettronico. E ho fatto un giro anche da OVS, ma non ho visto niente di interessante, per cui ho deciso di non prendere niente, perché niente mi ha ispirato. Si cominciavano ad esserci un po' di prodotti invernali, più invernali che estivi, perché ho visto più scelta di ancora capi estivi in sconto da Piazza Italia, mentre da OVS è quasi tutto autunnale, bei capi, bei vestitini. Però se fa più freddo non vado in giro col vestitino dalle ginocchia, perché ho freddo, per cui però erano carini quelli che ho visto, con un giubbettino in jeans sopra, e questi vestitini, l'idea mi piace, però ho deciso di non prenderli, perché mi conosco, so che poi se ho freddo non me li metto più per cui ho deciso di rinunciarci per il momento. Però
però sono carini. Ok, allora adesso basta, adesso ritorno, beh, mi faccio un po' di computer, guardo un po' i vostri video, cosa avete pubblicato oggi e poi preparo la cena, anche se stasera è solo da scaldare, perché questa sera c'è da fare solo il pollo allo spiedo con le patatine e le 2 salsicce solo da scaldare. E il pesce oggi, anche se l'ho pagato 17 euro, che sinceramente è stato caro per un mio punto di vista, però vi devo dire che era veramente buono. Mi era venuto il dubbio che fosse simile a quello di ieri, però non è così. Allora, il scollo, questo è classico normale, mentre questo è ondulato, e anche il colore rosa, questo è più pallido, questo è più acceso, per cui ho 3 capi completamente diversi. Ed eccoci qui che oggi ricominciano, almeno per oggi, le passeggiate. Le facevo in primavera lungo questa strada, però poi con il caldo ho smesso. Adesso che oggi sono 27 gradi, però diciamo si può anche fare una passeggiata, anche perché l'arietta non è proprio afoso, per cui ci sto provando a fare questo piccolo itinerario. Qui l'acqua è veramente sporca, ma probabilmente è così anche perché ha piovuto fino all'altro ieri, per cui di conseguenza l'acqua di solito è così sporca per le piogge. Fare questa passeggiata mi sono messa queste scarpe nuove prese ancora l'anno scorso in primavera della Stoneyfly. Ma vi devo dire che mi fanno un po' male il pollice, non so se sia perché devo tagliare anche le unghie o perché, comunque c'è il pollice di entrambi i piedi che inizia a farmi male. Prima di farvi vedere cosa ho preso, vi faccio vedere lo scontrino della Stoneyfly, per cui ho preso scarpe da 110 euro, che c'è scritto qui. Ho pagato 44 euro, il 60% di sconto, e questo è quello che mi sono presa. Queste scarpette fatte così che mi piacciono molto per il discorso che qui davanti sono affusolate, sono meno larghe di queste, e ho deciso di prenderle perché lo sconto era veramente eccezionale. Allora, oggi sono uscita perché da qui non riuscivo veramente a caricare un video, per cui mi sono spostata sul solito parcheggio e ce l'ho fatta caricare. Però poi sono passata a prendere il gelato, che ve lo faccio vedere ma lo richiudo subito perché si sta veramente sciogliendo, anche oggi sono 28 gradi. Poi sono passata da Sephora. Vi faccio vedere da qui quello che ho preso da Sephora. Allora, da Sephora ho preso questa crema come contorno occhi che fa sempre parte della linea Advice Night Repair, soltanto è perché gli occhi io ho già il siero viso, e per la sera volevo abbinarci il contorno occhi. Poi, visto che avevo il 20% di sconto del Make Up Forever, ho voluto provare i nuovi rossetti che sono fatti così, e ho preso questa tonalità che sarebbe il 110 e questa sarebbe la tonalità. Devo dire che mi piace molto come tonalità, l'unica cosa è che non possiamo sfoggiarli molto. Per curiosità oggi ho aperto il nuovo Finish Quantum, che è scritto anche novità, nel disegno è fatto così, e questa sarebbe come è fatto questo nuovo detersivo per lavastoviglie. Vi devo dire che è più grande rispetto all'altro, per cui dovete avere nella lavastoviglie il posto che ci stia, perché come sapone è molto più grande rispetto, vedete, anche rispetto alla mia mano, è molto più grande rispetto ai classici quadrettini. Adesso lo provo e vediamo se pulisce bene o cosa. Io spero che mi entri, perché vediamo, sì, beh, da me
su questa lavastoviglie un po' lo incastro, ci entra e sono riuscita a metterlo in funzione. Oggi è domenica, ma non stiamo facendo praticamente niente, è il 6 settembre se non erro la data, e però ve lo dico qui dal bagno perché poi in cucina c'è Davide che sta guardando la Formula 1, per cui non posso togliere l'audio dalla televisione. Volevo tentare di fare un dolcetto frittelline di mele. Praticamente volevo prendere una mela di numero, farla a cubetti piccolissimi in modo che l'olio riesca a cuocerle e poi fare tipo una pastella tipo quella che si fa per i pancakes, solamente che la tengo un po' più densa in modo da poter prendere l'impasto con un cucchiaino e poi friggerlo. Questa sarebbe la mia idea. Comunque adesso documento quello che faccio, però vi metto sotto la musichetta visto che sta guardando la corsa della Formula 1.
sono uscite anche buone, forse un po' meno dolci di quello che mi aspettavo, però vi devo dire che non sono niente male, sono mangiabili. Per cui sono soddisfatta di aver fatto questo dolcetto di mele a fine estate. Vi faccio vedere il risultato, guardando anche questo bicchiere, del nuovo detersivo che ho utilizzato per la lavastoviglie. Vi devo dire che secondo me ha lavato bene, perché anche qui il bicchiere lo vedete ben pulito, e c'è anche un buon profumo di fresco, che secondo me le altre pastiglie hanno un profumo lasciano una profumazione diversa. Comunque, come risultato mi piace. Tornando a parlare di cibo, per questa sera volevo fare queste fettine che sono scritte fettine pizzaiola. Comunque io volevo farle impanate con l'uovo e il pane grattugiato, e come verdura adesso non so se aggiungerci patatine fritte oppure faccio il cappuccio, che ho avanzato questo, che dovrebbe essere qui. Dov'è? Non c'è più. È qui questo cappuccio avanzato da mezzogiorno. Adesso devo un attimo decidere. Ed eccomi qui, allora siamo a lunedì 7 settembre. Io adesso pensavo di chiudere questo video qui, a parte che oggi forse mi vedete anche lucida perché mi sono appena messa la crema della Kiehl's sia sul viso che il contorno occhi della Kiehl's, perché questa mattina ho voluto registrare 2 clip di una recensione di una palette, per cui mi sono truccata e ristruccata per ben 2 volte nel giro di un'ora e mezza. E adesso il mio contorno occhi, che è la parte principale quando faccio questi video, che mi si irrita, la sento un po' pizzicare, per cui mi sono messa la crema della Kiehl's che assesti il tutto, e per oggi basta trucco. Mi manca fare di questo video l'inizio e la fine, però lo faccio domani, giusto per salvarmi un po' la pelle. Ok, io adesso, oggi c'è una giornata piovosa, per cui come mattinata in questo momento sta piovigginando. E ok, allora io adesso chiudo questo vlog, lo edito così venerdì voi lo vedete, sperando che questa settimana vada meglio internet, perché già ieri ha iniziato ad andare un po' meglio rispetto dei giorni precedenti. Comunque speriamo bene. Ok, ciao e al prossimo video.